O Sant'Antonio, prega per me. È il gesto del pellegrino, la mano che prega e affida al santo le intenzioni del cuore, quello che da quest'anno torna a chiudere le solenni celebrazioni della Tredicina in attesa del 13 giugno. Una fede, quella in Antonio, santo, amato e venerato, che quest'anno la comunità dei frati vuole ricordare negli 8 secoli dalla straordinaria predica ai pesci celebrata a Rimini. E proprio il vescovo di Rimini, Monsignor Nicolò Anselmi, ha aperto, pur se in ritardo a causa di un incidente, le solenni celebrazioni che scandiscono questo tempo di attesa della festa e di preghiera. Un Antonio, uomo di spirito, quello che ha ricordato il vescovo di Rimini. Questo suo non perdersi d'animo, no? Rifiutano l'Eucarestia, si inginocchierà una mula, rifiutano la predicazione, ascolteranno i pesci. La presenza di Sant'Antonio per me è appunto questo e penso per tutti voi ci sia dietro questo bel messaggio, quello di essere sempre degli ottimisti che non si fondano sulle proprie capacità umane, ma sulla potenza dello spirito del risorto che da poco abbiamo celebrato. Le offerte ricavate dal pane affidato ai fedeli durante la Tredicina andranno tutte alle popolazioni della Romagna colpite dall'alluvione, ha ricordato padre Antonio Ramina, rettore della Basilica. Una devozione che continua a crescere nelle genti. Nei soli giorni festivi di maggio, oltre 30.000 i pellegrini che si sono accostati alla Cappella delle Reliquie e, come sempre, Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, continuerà a portare nelle vostre case la devozione verso Antonio. Fino al 12 giugno molteplici gli appuntamenti nel pomeriggio. Si parte alle 16:55 con le riflessioni quotidiane di padre Mario Conte, alle 17 il Santo Rosario, alle 17:30 la preghiera della Tredicina che culminerà alle 18 con la Santa Messa.